ardetta una forma netta una ca. Fui una festa e per fuori balcone, non sa che bandiera per tutta la città. Ma Saniella portai in un babà, ma Regina voleva mangiare. Fui a cussica con l'acqua e la farina, un bello guaglione facetta cantare. Poi portai la bandiera e colore, pensai in un momento, ricetta maestà. Mo ci mette due pumarulelle, con sta mozzarella e una fronda resta. Poi un forno e tappicciare, 2 minuti e va faccia assaggiare. Che la pizza mandai a Parigina, perciò Margherita la vetta chiama. Navala, o raccontano a Navala, facci pure le vite, non legge la storia sta bella Navala, o raccontano a Navala, facci pure le vite, non legge la storia sta bella città. Gennarina a Pozzuoli cresceva, parlava che la gente soltanto è Gesù. Ma c'è stava chi non ci credeva, noi giorni di settembre voletta affrontare. Controlliamo niente può fare, ma sapeva che Dio stava là. E a così maraviglia saglietta, e ho messo io che male sapete fermare. C'era un principe senza casato che aveva cambiato la sua identità, diventato un attore importante per tutta sta gente, era il grande Totò. E contento morì in povertà, aiutato tanta gente a campa. Chi tu principe, chi tu muore, ma quando avria ci ha saputo portare. Raccontano a Napoli, facci pure le vite, non legge la storia sta bella città. Una notte ero in barca a Sorrento, in un mare elegante vestito di blu, sotto un cielo pezzato di stelle, da un vecchio terrazzo qualcuno cantò, una voce cantava per me. Non vedevo nessuno perché era il canto del grande Caruso che il mare l'aveva tenuto per sé. A così te matti sta sola, le parole sapiste inventare. Sta canzone che è scritta a Sorrento, oramai tutto il mondo da sa cantare. O raccontano a Napoli, facci pure le vite, non legge la storia sta bella Napoli. O raccontano a Napoli, facci pure le vite, non legge la storia sta bella Napoli. O raccontano a Napoli, facci pure le vite, non legge la storia sta bella. Ed eccoci qua, buonasera a tutti gli amici sintonizzati sulle frequenze di Radio Napoli Centrale. Buonasera, buon pomeriggio da Salvatore Albino in assenza del prof Gaetano Donatellis. Oggi è mercoledì 17 marzo 2021, 18:50 minuti primi in questo splendido pomeriggio in musica targato Radio Napoli Centrale. Era un po' di giorni che non mi collegavo con voi per le nostre live, per le nostre dirette. Ricordo le nostre doppie live sia sulla nostra pagina Facebook targata Radio Napoli Centrale con la live streaming di Radio Napoli Centrale. E inoltre vado a salutare anche tutti coloro che ci ascoltano dal nostro canale web radio Radio Napoli Centrale da Spreaker.com.
Grazie, vi auguro a tutti per essere sintonizzati nella nostra live, nella nostra diretta. Oggi saremo in compagnia ascoltando un po' di musica neomelodica. Ricordo a tutti gli amici sintonizzati in diretta, se vi va di interagire con noi per dediche, saluti, WhatsApp, per qualsiasi brano che volete ascoltare, lo potete fare tranquillamente scrivendo qui nei commenti della sezione chat della nostra live streaming di Radio Napoli Centrale, o chi ci ascolta dal nostro canale web radio lo potete fare tranquillamente nella sezione chat. I panna Coppustantine, eccoli là, la mia Napoli. Quando voi parlate di Napoli, la prima cosa che fanno vedere è i panni spasi, o mandolino, la pizza o Vesuvio. Io a questo punto vi faccio i panni spasi. Il bello è questo qua, eccolo qua. La mia veranda, la mia diretta. Alessandro Addica Salmeria Fiorenza, un abbraccio al mitico Alessandro Fiorenza di via Caruso. Inoltre vado a salutare il papà Mario Salmeria Fiorenza di via Bernardo Cavallino. Grazie di vero cuore, voglio che ci seguite sempre. In tanti, voglio un po' ti aspetto stasera per una live. L'amico Fiorenza si diretta come me e altri amici a giocare a Call of Duty. La sera si prende sonno tardi, andiamo a fare una passeggiata a Verdask, no Fratomo? Se ti va Ale di ascoltare qualche brano in particolare, come hai scritto su una busca mogliere, te lo puoi scrivere anche qui nei commenti di Radio Napoli Centrale. Poi avete visto in questo fine settimana la partita del Napoli, ne abbiamo parlato insieme, abbiamo interagito insieme, della bella vittoria e poi tanto discussa del nostro amato Napoli. Si parla ancora, ormai è mercoledì, da 3-4 giorni si parla ancora per quanto riguarda quell'intervento di Bakayoko al limite in area di rigore sull'attaccante del Milan. Non si parla d'altro. E poi la notizia del giorno, tantissimi messaggi mi sono arrivati in privato tramite un gruppo che colgo l'occasione anche a salutare gli amici delle trasferte del Napoli di Maurizio Palumbo. Signore e signori, arrivano delle notizie da casa Napoli. Maurizio Sarri è molto vicino a rivedere il contratto di Aurelio De Laurentiis. Fammi sentire la latitante Tommy Ricci. Va benissimo pure, dopo te lo faccio ascoltare. Alessandro, eccolo qua. Fammi sentire la latitante Tommy Ricci. Va bene, dopo te lo faccio ascoltare. Allora, oggi giornata calda. Maurizio Sarri è stato proposto un contratto 2+1, 2 anni più 1 di bonus di contratti per un ritorno in panchina del tecnico toscano Maurizio Sarri. Nelle ultime giornate si era parlato anche di Paolo Fonseca della Roma. Tramontata l'idea Juric per quanto riguarda la panchina del Napoli, sarebbe anche saltato lo scambio con Zaccagni, perché perché Zaccagni doveva arrivare insieme alla panchina di Juric. Al momento è stato tutto rinviato per quanto riguarda l'acquisto del centrocampista del Verona, Andrea Zaccagni. La notizia di poche ore fa è che arriva da persone molto molto vicine all'ambiente Napoli, che manca veramente poco per un ritorno a Napoli di mister Maurizio Sarri. Ne parleremo, ne commenteremo insieme in questi giorni, perché ormai, come ben sapete, da qui a fine campionato si parlerà tanto della panchina del Napoli. Ci sarà il Toto allenatore. Chi dice una cosa, chi dice un'altra, secondo me nessuno sa niente. Questa è la notizia vera e propria. Però persone che lavorano vicino all'ambiente Napoli, che conosco e ho la fortuna di avere tra gli amici tramite WhatsApp e quant'altro, la notizia che sta circolando veramente da tanto tempo è veramente che Maurizio Sarri potrebbe ritornare ad allenare la squadra del Napoli. Ciao nipote, ciao Agostino Donatellis, ciao zio, buonasera a te, grazie di vero cuore per essere sintonizzati sulle frequenze di Radio Napoli Centrale. Inoltre ragazzi, voglio andare anche a salutare, come lo dovevo fare per prima, perché grazie a loro che anche il progetto Radio Napoli Centrale va ancora avanti dopo un anno. Vado a salutare la Ristrotrattoria Demeter dello chef Renato Guida, sita via Santa Chiara 49 Napoli, il primo sponsor. E poi andiamo a salutare il nostro secondo sponsor ufficiale di Radio Napoli Centrale. Vado a salutare
supermercati La Gran Cumana della famiglia Russolillo, nella fattispecie di Alessio Russolillo, Diego, Alessio, Luca, Toni. Veramente grazie di vero cuore a tutta la famiglia Russolillo che supporta ormai da quasi un anno il progetto di Radio Napoli Centrale. Dopo aver salutato un po' di persone che sono in diretta con noi qui su Radio Napoli Centrale, dopo aver salutato i nostri sponsor, è doveroso a farvi ascoltare un po' di musica, perché la musica la fa da padrona. Andiamo ad ascoltare dalla mitica voce di Gigi Finizio il brano Ragazzina Napoletana. Andiamo ad ascoltare Gigi Finizio. Con una gonna rossa lungo un palmo e niente più, la sciarpa a fascicollo di colore a fantasia, un pare stivaletta di piccola misura con una testolina fatta bambolina, vai camminare perché sta città. Ragazzina, ragazzina napoletana, sei più bella, sei più viva, sei fa l'amore, con questo occhiali e trucco pronto per incantare, e sta bocca sempre rossa pronta per basare. Porti sempre nel pensiero tutti i sabati ogni sera, quando balli non cammini come un angelo sei tu. Ragazzina, ragazzina napoletana, vivi sempre le serate e sei felice, con vestiti coloranti, con le tue risate, non ti importa se la mamma poi si arrabbierà. Con l'aria da bambina in bicicletta corri tu, mi mise dinto cuore l'armonia che fa impazzì, mentre io mi metti in mostra sulle pomme fanno da tu passi indifferente, coi capelli al vento, dicendo ma so piccola per te. Ragazzina, ragazzina napoletana, sei più bella, sei più viva, sai fa l'amore, con questo occhiali di trucco pronto per incantare, e sta bocca sempre rossa pronta per basare. Porti sempre nel pensiero tutti i sabati ogni sera, quando balli non cammini come un angelo sei tu. Ragazzina, ragazzina napoletana, vivi sempre le serate e sei felice, coi vestiti colorati, con le tue risate, non ti importa se la mamma poi si arrabbierà. Ed eccoci qua, abbiamo rotto il ghiaccio, abbiamo ascoltato il primo brano in programma, Ragazzina, ragazzina napoletana, brano cantato dal maestro Gigi Finizio. Andiamo subito adesso di corsa ad ascoltare il secondo brano in programma qui su Radio Napoli Centrale, ce lo scrive l'amico Alessandro Fiorenza, fammi sentire la Titan di Tommy Riccio, accontentato in diretta. Andiamo ad ascoltare Tommy Riccio con il brano Nulla di tanto. Purina si impegna Qualche istante di pubblicità e il brano sarà in diretta. 3, 2, 1, eccolo qua per voi, Nulla di tanto, Tommy Riccio. Ancora un po' di pubblicità, eccolo qua. Che la serie ha cominciato, strada lunga da paura che non sai si può fermare. La valigia fatta in fretta e il ricordo di un amore che non può stare insieme a te. E che l'occhio del creatore non capeva una ragione che partiva solo tu. Stringiste forte forte e poi non t'hanno visto più. Nulla di tanto, non te ne giù niente, non t'hanno bene, una scusa
la gente, e l'ultima amica diventa importante, a fare un regalo che aspetta papà. L'uomo di tante la foglia indovina, non può bucare, non può dire innocente, telefona a casa per dire solamente, rimane Natale volesse tornare. Basta una bussa di porta per ti fare un bagno d'olietta e non ti faccio dormire. C'è difficile ogni notte a trovare solo un pace che ti aiuta a non morire. E se fosse ancora ieri, caro meno, che a mattina mi sciatava col caffè. Le creature che pazziavano con me, nulla di tanto, non te ne più niente, lontano bene, una scusa la gente, è l'ultima amica diventa importante, a fare un regalo che aspetta papà. Nulla di tanto, una foglia indovina, non può bucare, non può dire innocente, telefona a casa per te solamente, rimane Natale volesse tornare. Nulla di tanto, non perde speranza, non voglio tornare, io sarei in una stanza, a non sarà né porto romone, nemmeno si chiagna e potesse morire. Nulla di tanto, una foglia indovina, non può bucare, non può dire innocente, telefona a casa per dire solamente, rimane il Natale, volessi tornare. E dalla mitica voce di Tommy Riccio, su richiesta dell'amico Alessandro Fiorenza, abbiamo ascoltato il brano Nulla di Tant. Adesso ritorniamo in adesso ritorniamo in musica. Sorrido perché è arrivato l'amico Francesco Dario, l'occasione per salutarlo. Fra stai a sentimento, era una richiesta musicale. Adesso, visto che, come dice l'amico Francesco, siamo a sentimento, vi voglio far ascoltare il brano dalla mitica voce di Mauro Nardi, Innamorarsi. Lo vado a dedicare a tutte le persone innamorate della musica neomelodica e non solo. Quindi andiamo ad ascoltare Mauro Nardi con il brano Innamorarsi. Sapessi come trema la paura, perché con te non sono mai sicuro. E giustamente non sei mai contento. Ti stai pigliando pure la vita mia, ma non lo sanno i 18 anni tuoi. Chissà se è solo colpa mia o la voluto Dio. Innamorarsi, che vado dopo è brutto si succede. Innamorarsi, che sforte che è voluto appena ieri. Se ne nascondono valore, se ne bastone, ma bisogna forse di vedere, ma caccia fa, sono migliaia senza nombre scure,
Eh sì, quando sto sulla sera con me stesso, si pensa che se non ti avessi mai incontrato le cose vecchie mi avessi accontentato. Una storia non è fatta in un momento, perché è troppo poco di me che ti ronca. E sacci che rimane tutto stanco e gli trema troppo la paura, perché st'amore non serve a niente. Innamorarsi te vado come brutto si succede. Innamorarsi che sforte che è venuto appena ieri. Innamorarsi pure ci deve nascondere valore. Serve sto cuore, aveva bisogno amore se deve vedere. Ma caccia fa, sono vigliacco senza nombre scuro. Giù da caccia e giù da mani e bene, facendo quella chiccia ma appartiene. Sono vigliacco senza nombre scuro. Giù da caccia e giù da mani e bene, facendo quella chiccia ma appartiene. E dalla mitica voce di Mauro Nardi abbiamo ascoltato il brano Innamorarsi, mitica canzone partenopea. Adesso vi voglio far ascoltare un brano che ci tengo in particolar modo. Praticamente non so se avete visto a settembre la serie TV che è andata di scena sulla Rai. Io ho avuto il modo di conoscere innanzitutto grazie all'applicazione ormai del momento TikTok, tramite un video visto su TikTok, la serie TV napoletana Mare Fuori. Io adesso l'ho seguita e l'ho vista tutta in una giornata, venerdì e sabato, in 24 ore ho visto le 12 puntate della serie TV partenopea Mare Fuori. Praticamente parla del centro del carcere minorile di Napoli, parla un po' dell'avventura di una serie di ragazzi che vengono arrestati e portati nel centro penitenziario minorile partenopea, e da lì poi ci sono varie storie personali dove è stata poi focalizzata la storia di questa fiction, di questa serie TV. Diciamo sempre che qui su Radio Napoli Centrale è nata proprio Radio Napoli Centrale per dare luce e volto e notorietà a tutto quello che succede nell'ambito campano, nell'ambito partenopeo, ed è giusto che qui su Radio Napoli Centrale posso spendere due parole per un capolavoro di una serie TV napoletana, quella di Mare Fuori. Quindi vi invito ad andare tutti sull'applicazione di Rai Play, scrivere Mare Fuori, e ci sono le 12 puntate di questa fiction napoletana Mare Fuori, veramente una bella serie TV. Io adesso colgo l'occasione per farvi ascoltare la colonna sonora originale della serie TV di questa bellissima fiction di Mare Fuori. Il brano si chiama O Mare Fuori, in collaborazione con Matteo Paolillo, Iacaro e Lollo Flow Rates. Vi faccio ascoltare la sigla originale di questa sitcom partenopea Mare Fuori. Sigaretta, alla ci sta mamma che chiagna non da retta, non sta fatica mo' ci accattammo
caccia che la che m'aspetta. Un guaglione lo sistema, muovo sistematta cosa. Miezza via è meglio a te ne fierro, a pennelle rosa, vado ma sta carcerata. Solo me casi e facevo e mana quella che chilo me frate. E mi fa male lo coro, sai pure tu. Non ci va a scuola, no ma non ci va a chiudere. Acchiappa una caiola con un chile fumo. Mare mo sta fuori, non lo posso fare più. Non ti preoccupare io, ci sto mare fuori. Ci sto mare fuori, ci sto mare fuori. La rete sbarra sotto cielo, ci sto mare fuori. Ci sto mare fuori, ci sto mare fuori. Non ti preoccupare io, ci sto mare fuori. Ci sto mare fuori, ci sto mare fuori. La rete sbarra sotto cielo, ci sto mare fuori. Ci sto mare fuori, ci sto mare fuori. Rice la camilla colore, alce vista solo grigio. Do cortina e guaglione, si fanno nada strisce. Tutti i giorni uguale voglia sci. Omoro cattinto mora accisa. A capo mi fa male, non arrivo a capire. Si sono nato qua, quale è colpa mia. Manna mi so fierro male, manna itta spalla. Napola cattinto pare assai lontana. Tutti i giorni penso che ci fatte male. Tutti i giorni penso male. Non ti preoccupare io, ci sto mare fuori. Ci sto mare fuori, ci sto mare fuori. Arrivi smalto cielo, ci sto mare fuori. Ci sto mare fuori, ci sto mare fuori. Non ti preoccupare io, ci sto mare fuori. Ci sto mare fuori, ci sto mare fuori. Arrivi smalto sotto cielo, ci sto mare fuori. Ci sto mare fuori, ci sto mare fuori. Ci sto mare fuori, ci sto mare fuori, ci sto mare fuori. Arrivi smalto sotto cielo, ci sto mare fuori. Ci sto mare fuori, ci sto mare fuori. Non ti preoccupare io, ci sto mare fuori. Ci sto mare fuori, ci sto mare fuori. Ed eccoci qua, siamo ritornati rigorosamente in diretta qui su Radio Napoli Centrale. Adesso andiamo con un'altra richiesta musicale fatta dall'amico Francesco Dario. Vuole ascoltare su richiesta della cognata il brano Crescerai di Nico Desideri. Andiamo a accontentare la cognata dell'amico Francesco Dario. Vi faccio ascoltare il brano dalla mitica voce di Nico Desideri, il brano Crescerai, Nico Desideri. Sempre qualche istante di pazienza per permettere l'avvio del brano. Eccolo qua. Andiamo in diretta, pochi secondi, e andiamo ad accontentare la richiesta dell'amico Francesco Dario, che la cognata chiede di ascoltare il brano di Nico Desideri. In la luce delle creature si te firme quel buono, non ci trovo niente male, trovo solamente bene. Non esiste una creatura che sono nata malamente, sono cresciuta sfortunata, qualche volta hanno sbagliato. E tutte l'ansia tiranna nel cammino della vita, tu sopporti e tiri innanzi, anche se sarai in salita. Tutta forza da tiranna nasce sulla chi sto bene, figlio mio. E crescerai, andrai lontano da me, ti sposerai, avrai una casa, anche tu lavorerai, un mangiapatti per te, e piangerai d'amore se ti innamorerai. E crescerai, avrai dei figli, anche tu ne soffrirai, nel tempo che invecchierai e pregherai a Dio che guarda per te, quando la notte non è vita tornare. In la luce delle creature si te firma e guarda buono, so profondo come mare,
sono più belle che sto cielo quando stanno in manella per cercare una caramella tu ci disse tutto il mondo e vuoi fare sempre contenta e tutta l'ansietà nel cammino della vita tu sopporti e ti rannanza anche se sarai in salita tutta forza che ti ranna nasce solo chi sto bene figlio mio e crescerai andrai lontano da me ti sposerai avrai una casa anche tu lavorerai un mangiapatti per te e piangerai d'amore se ti innamorerai e crescerai avrai dei figli anche tu ne soffrirai nel tempo che invecchierai e pregherai a Dio che guarda per te quando la notte non è vista di tornare. E piangerai d'amore se ti innamorerai e crescerai avrai dei figli anche tu ne soffrirai nel tempo che invecchierai e pregherai a Dio che guarda per te quando la notte non è vista di tornare. E andiamo subito di corsa, andiamo ad ascoltare il prossimo brano in programma dalla mitica voce del maestro Gigi D'Alessio. Il brano Come è difficile, Gigi D'Alessio. L'amore può morire, la scena è tale quale quando è nata, con quanta facilità, l'amore se ne va, e non lo ferma più nemmeno Dio. E se sta qualcuno lontano che guarda sta scena rimane incantata perché non ha capito manchissimo quanta emozione ci aveva lasciata. Picciamma una sigaretta quasi rassegnata senza ci guardare mentre la luna che ti spietta ci sta trasendo ci va fa passare. Com'è difficile sta a morire inutile, l'avevamo programmata troppi volte ma coraggio non ci sta. E dopo un anno non ci sta più la forza ma affrontare le scenate che ci va aspettare e nemmeno ridall'occhio costumava tempo non ci chiavi più. Siamo a combattere sempre per perdere. Stasera non è come la di sera non c'ho mai telefonato. Sti cora pezzi già non va mai più a conciare. Ormai l'abbiamo fatto troppi volte, tu vai e non ti girare, non mi rarretti più, aiutami tu pure a tornare, e m'accanto gli agnelli sorriso si rinda cucina sta luce appicciata, ma se invece già trova dormuto so assai più contenti in oscura a morire. E picciamma la sigaretta quasi rassegnata senza ci guardare mentre la luna che ti spietta se ne sta trasendo ci va fa passare. Com'è difficile sta a morire inutile, l'avevamo programmato troppi volte ma faccio non ci sta. E dopo un anno non ci sta più la forza per affrontare le scenate che ci va aspettare e nemmeno ridall'occhio costumato tempo non ci chiavi più. Siamo a combattere
sera non mi è conmollato sera non c'ho mai telefono. Picciamo una sigaretta quasi rassegnati senza ci guardare. Mentre la luna mi dispetta se ne sta tra sette ci va fa vasare. Continuiamo con la splendida voce del maestro Gigi D'Alessio. Vi faccio ascoltare il brano Si stupe GD, Gigi D'Alessio. Se io veramente non soffro perché mi hai scordato, non te ne gocce per farti dormire. Se io veramente una storia per fare una risata, senza odio cullata una vista parlare, e non t'avessi incontrato, e stessi posti dove tu sei convinto di trovare pure a me. Giustamente sono stata bugiarda e cattiva, perché brava a potermi scordare. Stai male perché l'hai fatto, perché una canzone continua a sentire e non gli agnisse per niente forti rendo cucina per non fa capire. Si sapesse che sto peggio di te, se servesse non dicere più che non era mai nascere, che è sbagliata a spogliarti con me. Sto peggio ce l'ha visto più poco come risponisse al telefono e mi facesse conoscere dicendo è giusto che è stata così, perché io sai che per crescere figli per forza lo che ci voglio pure. Io tutto chi li regala che tu mi hai cantata, me l'ha già stivata e volesse sapere. Si mi dispiace ogni cosa che t'ha portata, tu invece hai bruciato per non ci pensare, non sopportare né te, non sa che cosa che solo si guarda ti parla di me. Si sapesse che sto peggio di te, che servesse a non dicere più che non era mai nascere, che è sbagliata a spogliarti con me, regalandomi quello che mo ti dispiace non tenere. Si sapesse che sto peggio di te, ce l'ha visto più poco con me, rispondesse al telefono. Giusto che è stata così, perché io sai che per crescere figli per forza lo che ci voglio pure. Si sapesse che sto peggio di te, ti sapesse a non dicere più che non era mai nascere, che è sbagliata a spogliarti con me, regalandomi quello che mo ti dispiace non tenere.
Ed eccoci qua, siamo ritornati in diretta qui su Radio Napoli Centrale. Dalla mitica voce di Gigi D'Alessio abbiamo ascoltato il brano Si stoppa il GD. Signori, iniziamo il conto alla rovescia. Ci ha raggiunti con noi dagli studi di Soccavo il prof Gaetano Donatellis. Buonasera prof. Buonasera a tutti, come si va? Tutto bene prof. Dove eri? Eri in strada per Sharm el Sheikh? Sì, sono andato a vedere se trovavo 3 re magi. Wow, prof, non si manca Facebook, ci ha bloccato la diretta. Andiamo subito a ripristinare la diretta di Facebook, subito in diretta, facciamo tutta l'operazione in diretta. Prof, come stai? Tutto a posto? Dai su. Che è successo? Come vanno i numeri statistici? Per i contagi? Per i contagi, esatto, prof. Eccoli qua. Arrivano. Allora. Ci siamo? Vai, prof, vai, tranquillo. Allora la situazione sta sempre peggiorando secondo me. Oggi sono stati ancora 23.059 nuovi casi e purtroppo ancora 431 decessi. Aumentano i decessi, prof, ancora? Ieri erano più di 500 comunque. Vabbè, una cosa buona e giusta. Prof, in questi giorni cosa hai fatto? Spiegaci un po' in mia assenza cosa hai fatto, che cosa hai fatto in questi giorni, prof? Domenica sera com'è andata, prof? Domenica sera? Veramente ho lasciato la partita quasi a metà. Sullo 0-0 per te è finita 0-0 la partita, perché non sei ancora a conoscenza della vittoria del Napoli a Milano. Per tutti gli amici che non lo sanno, il prof è tifoso del Milan. Ho visto il gol di Politano, non ti preoccupare. Hai visto il gol di Politano? Sì. Buono. Prof, allora, innanzitutto colgo l'occasione per scusarci per tutti gli amici che ci seguono da Facebook. Purtroppo all'arrivo del prof Gaetano Donatellis Facebook ha tolto l'audio, comunque siamo qui riuniti su Facebook per tutti gli amici che ci seguono dalle dirette, dalle live. Allora prof, abbiamo ascoltato già vari brani, ci consigliavi una richiesta musicale, prof, cosa ci sta consigliando? È un mio amico che è un bravo cantante, canta sul genere più o meno di Gigi Finizio, Samuel Lombardi. Sì, un brano a piacere o hai anche un titolo? Dimmi tu. No, a piacere, tanto mi piacciono quasi tutte. Va bene, allora come primo brano in programma dell'artista Samuel Lombardi andiamo ad ascoltare Ma se tu fossi qui, prof, ma Soccavo il tempo com'è? Stamattina era buono, Mo è live, sereno, faceva un po' freddo, stasera si è annullato e minaccia pioggia. Fuori grotta sta piovendo a Zfun, prof. E ma arriverà pure qua, in linea d'aria ci siamo. Prof, l'hai vista la mia distesa di panni dietro? Sta lo stendino. Sì. Perché? A Napoli, quando tu identifichi Napoli, la prima cosa i panni spasi in dei vig. E io anche qui su Radio Napoli Centrale volevo aderire a questa iniziativa. A Napoli ci stanno pure sempre i panni spasi e io ce l'ho anche spasa dentro la mia veranda, la mia veranda che tu conosci. Allora, eccoci qua, ci ha raggiunti anche l'amico di Palma dalla Liguria. Buonasera, vero cuore per essere in diretta qui su Radio Napoli Centrale. Allora adesso andiamo in musica sotto consiglio del prof Gaetano Donatellis, che ci ha appena raggiunti in diretta qui su Radio Napoli Centrale dagli studi di Soccavo. Andiamo ad ascoltare dalla mitica voce di Samuel Lombardi il brano Ma se tu fossi qui. Poi ricordo a tutti gli amici che vogliono ascoltare qualche brano in particolare stasera, musica neomelodica qui su Radio Napoli Centrale. Potete scriverlo nei commenti della nostra live, della nostra diretta qui nella sezione commenti, oppure a tutti gli amici che ci ascoltano dal nostro canale della web radio c'è la sezione chat e anche lì potete inviare saluti, dediche e brani per richieste musicali. Samuel Lombardi, Ma se tu fossi qui.
Inferno della nostalgia, mi ricordi che ho di te, nella voglia che non c'è più di vivere così, senza stimoli per me, mi senti inutile. Nata notte senza idee, in un grande pazzia, io mi perdo senza te, una fotografia che fa male ancora di più e mi parla ancora di te, vorrei me. Ma se fossi qui vivrei di più, lo giuro che sto male senza te, o tempo si è fermato in quella a te, com'è difficile per me. Ma se tu fossi qui io non sarei un'ombra che cammina i giorni miei, vinta la macchina ogni sera senza vivere. Non mi era successo mai perdere dentro al mio cuore, io che ci credevo sai, a una vita insieme a te, non potevi immaginare che tu me lasciavi qua, in dal mare lacrime. Ma se tu fossi qui vivrei di più, lo giuro che sto male senza te, o tempo si è fermato ancora a te, com'è difficile per me. Ma se tu fossi qui io non sarei un'ombra che cammina i giorni miei, vinta la macchina ogni sera senza vivere. Io ho chiamato tanto, credimi, mi fai perdere di più. Troverò sempre gli ostacoli, se mi voglio scurdere, io non mi innamoro più. Ma se tu fossi qui io non sarei un uomo che ormai vive i giorni suoi, grinda all'inferno che sta vita senza te. Amore, com'è brutto stare lontano senza te, eppure stelle in cielo stanno nascono stasera e vanno a chiamare a Dio nessuno può vedere. E dalla mitica voce dell'artista Samuel Lombardi abbiamo ascoltato il brano Ma se tu fossi qui, brano consigliato dal prof Gaetano Donatelli, se ci ha raggiunti in diretta qui su Radio Napoli Centrale. Prof, avevi ragione tu, bella canzone, veramente si assomiglia molto alla voce di Gigi Finizio, prof. È un giovane abbastanza in gamba di Soccavo. Ah, buono, che ho buono. conosciuto qualche mese fa e mi è piaciuto come canta. Casomai se non riusciamo ad avere in diretta per una chiacchierata, prof, fai tu come tramite. Sicuramente, perché gli ho fatto conoscere la nostra pagina, la nostra radio. Se ci fai vedere mi piace a tutti i brani che noi pubblichiamo. Esatto. Sicuramente lo portiamo in diretta. Aspettiamo, prof. Adesso andiamo con i saluti, prof. Ci ha raggiunti in diretta l'amico Tony Gianuzzo. Buonasera signor Tony, grazie di vero cuore per essere sintonizzato sulle nostre live, nostre dirette di Radio Napoli Centrale. Ci scrive anche il Forza Napoli, io rispondo al signor Tony Gianuzzo, aggiungo sempre Forza Napoli. Inoltre prendo anche questo assist dell'amico Tony Gianuzzo che sta interagendo con noi qui in diretta su Radio Napoli Centrale per invitarvi a seguirci durante le partite del Napoli. Ricordo a tutti gli amici che a 5 minuti esatti dall'inizio di qualsiasi partita della Napoli, qui su Radio Napoli Centrale siamo sempre in diretta
per interagire insieme le partite del Napoli e commentare sulle azioni, sui gol subiti, diciamo, prof. Interagiamo a 360 gradi con ormai un consueto appuntamento, tanti amici che ormai hanno preso appuntamento con Radio Napoli Centrale durante le partite del Napoli, tanta interazione e veramente mi fa molto piacere che questa iniziativa, ahimè, anzi noi, è partita perché io prof non sono abituato a vedere le partite del Napoli da solo, perché come ben sapete, come ben chi mi conosce, chi ha il mio amico su Facebook, io sono stato sempre piccolo, diciamo, una cosa che mi diceva sempre il dottore, diciamo, quella di seguire il Napoli a 30 gradi quel esso sia. Purtroppo causa questa pandemia, causa Covid-19, con la chiusura degli stadi, purtroppo mi ritrovo a casa da solo a seguire le partite del Napoli, proprio non ce la facevo, quindi ho iniziato, abbiamo il prof Gaetano Donatellis, questa iniziativa di commentare insieme il nostro amato Napoli. Prof, la notizia del giorno: Maurizio Sarri potrebbe ritornare sulla panchina Napoli, offerto un contratto di 3 anni, 2 più bonus, più 1 di bonus per il tecnico toscano. Potrebbe allenare nuovamente la squadra del Napoli a partire dal prossimo giugno. Tutti lo chiamano tra di prof, lo chiamano qua, lo chiamano là, per me mi fa molto piacere, prof, se tornerebbe Mister Sarri, perché è stato l'unico vero allenatore che ci ha fatto vedere un po' di gioco e ci ha fatto emozionare per quella splendida annata, a noi purtroppo finita male in quel di Firenze. Vabbè, aspettiamo il tempo, come dice il presidente Aurelio De Laurentiis, chi vivrà vedrà, vediamo. Arriva una richiesta musicale, prof. Qui su Radio Napoli Centrale. Innanzitutto vado a salutare l'amico Rino Renzulli, felicissimo, buonasera Rino Renzulli, grazie di vero cuore all'amico Rino Renzulli che si è appena collegato con noi. Ragazzi, io lo dico sempre anche durante le dirette della partita del Napoli, mi farebbe molto piacere ascoltare anzi in questo caso da dove ci state seguendo. Come ha scritto l'amico Truzzo, l'amico Rino Renzulli, l'amico Davide Di Palma, che già sappiamo che ci ascolta dalla Liguria, l'amico Francesco Dario che ci ascolta da Soccavo, l'amico Andro Fiorenza che ci ascolta dal Bomero. Mi farebbe molto piacere e sono molto curioso sapere da dove state ascoltando. Stavo dicendo, è arrivata una richiesta musicale, prof, dall'amico Tony Gianuzzo. Si può ascoltare qualche brano di Pino Daniele? Prof, possiamo ascoltare qualche brano di Pino Daniele? Ne metterei 2 uno dietro l'altro. Esatto, a meno che Facebook non ci togli l'audio in diretta, perché purtroppo c'è il diritto della copyright, diciamo. Non vi preoccupate, se casomai arriva che l'audio di Facebook blocca la diretta, pochi secondi e riandiamo sempre in diretta, quindi seguiteci, mettete il mi piace alla pagina, così appena rinvio un'altra diretta subito avete la notifica che siamo nuovamente in diretta qui su Radio Nastrale. L'amico Tony Gianuzzo ci ha risposto, grazie della partecipazione alla diretta. Allora, eccolo qua, io dalla provincia di Avellino, grazie, saluto tutti gli amici che ci seguono da Avellino, in tanti, grazie di vero cuore. L'amico Rino Rendice ci ascolta da Santa Maria Capo Avetere, un abbraccio a tutti gli amici di Santa Maria Capo Avetere e a tutte le persone del Casertano, provincia di Caserta, Recale, San Marco Evangelista, Maddaloni, Telese, Sant'Ammaro, Vitulazio, veramente sono tanti gli amici che ci seguono dalla zona di Caserta Centro. Grazie ragazzi di vero cuore per essere sintonizzati qui su Radio Napoli Centrale. Prof, arriva anche il mitico mi piace dell'amico Vincenzo Boccarossa, il collega da Soccavo, grazie di vero cuore all'amico Vincenzo Boccarossa. Ciao collega. Allora, ritorniamo in musica, andiamo dalla mitica di Pino Daniele. Cosa facciamo ascoltare? Facciamo ascoltare, la scelta è tanta, prof, di Daniele. Allora, visto che adesso sta piovendo, andiamo ad ascoltare il brano Quando trovo Pino Daniele.
e ti sento quando mi scende scala di corsa senza guardare e ti vedo tutte le giorni correre e non va a faticare a punire più e lontana se ne va tutta vita così e sti per numeri e aspetta che piova l'acqua tempo ne va tanto l'aria sta da cagnare ma poi quando chiava l'acqua tempo ne va tanto l'aria sta da cagnare se fa scuro e fa la luna e te viesta passa per te ogni cosa può parlare ma te resta le parole e o sguardi da incontrare ma passando coccaruna tutta luce se ne va e aspetta che piova l'acqua tempo ne va tanto l'aria sta da cantare ma poi quando piova l'acqua tempo ne va tanto l'aria da cagnare e aspetta che piova l'acqua tempo ne va tanto l'aria sa da cagnare ma poi quando piova l'acqua tempo ne va tanto l'aria sa da cagnare Ed eccoci qua, siamo ritornati in diretta qui su Napoli Centrale dalla mitica voce di Pino Daniele. Abbiamo ascoltato il brano Quan Chiova. Rispondo all'amico Tony Gianuzio, si sente benissimo, grazie dell'informazione di servizio. Ai noi purtroppo può capitare che ci sono dei brani coperti da copyright, Facebook può togliere l'audio, quindi devo riavviare la diretta. Se mettete il segui o il mi piace alla pagina di Radio Napoli Centrale, subito riavvio la diretta e verrete subito introdotti sulla nuova live che andremo a mettere in diretta qui su Facebook. Inoltre ragazzi vi invito a andare su Google tramite qualsiasi vostro dispositivo, ci potete ascoltare anche dalla web radio di Spreaker.com, è tutto gratuito, anche lì in web radio ci potete ascoltare da qualsiasi vostro dispositivo.
Adesso, prof, andiamo ad ascoltare un altro maestro, andiamo ad ascoltare Nino D'Angelo, che manca all'appello di questa sera. Ho scelto, prof, di fare ascoltare il brano Vai. Che ne dici, prof? Va bene come brano? Certo, mi sembra un brano che Nino ha portato a Sanremo. Infatti, esatto. Quindi adesso, dopo che Nino l'ha portato a Sanremo ormai un po' di anni fa, lo andiamo ad ascoltare in diretta qui su Radio Napoli Centrale, dalla mitica voce di Nino D'Angelo, il brano Vai. E così te ne vai e non ti importa niente che me, senza me te ne vai e già ti sto cercando mentre ti sto perdendo. E così te ne vai e già deciso con me a partire. Dove andrai? Che farai? E guardami dagli occhi, regalami un abbraccio. Vai dove il sole non c'è mai, dove niente troverai, nella nebbia resterai cercando quello che hai, poi col vento parlerai, quante storie inventerai, senza tempo correrai a conoscere le star. Sembra proprio come in un film, senza me te ne vai, tu che mi stai lasciando e io che sto morendo, e così te ne vai, ma rendo cuore di essere per me, e addio, chi sto ciao, e portati sta lacrima, per te sto chiagnendo. Vai dove il sole non c'è mai, dove niente troverai, nella nebbia resterai cercando quello che hai, poi col vento parlerai, quante storie inventerai, senza tempo correrai a dove nessuno ci sta. E dall'amici di Nino D'Angelo abbiamo ascoltato il brano Vai, dalla mitica voce di Nino D'Angelo, come ricordava il prof, brano presentato a Sanremo. Prof, arriva adesso un'altra richiesta musicale dall'amico Tony Iannuzzo, vuole ascoltare il brano di Pino Daniele, Napoli.
Anche l'amico Davide Di Palma ci scrive: si può ascoltare musica di Pino Daniele? Ragazzi, già ho fatto ascoltare un brano, adesso andiamo per il secondo. Cerchiamo di dare quanto più musica diversa di genere e di artisti musicali, quindi solo in ordine cronologico. L'amico Tony Iannuzzo ha scritto Napoli, quindi andiamo ad accontentare la richiesta dell'amico Tony Iannuzzo. Davide, cerca un altro artista, un altro brano, un'altra musica da ascoltare, te la metto in diretta e la dedico a te e a tutta la tua splendida famiglia. Inoltre ricordo, ragazzi, se andate su Google e scrivete Radio Napoli Centrale, come dicevo prima, c'è la sezione dei podcast che potete riascoltare in qualsiasi momento della vostra giornata e da qualsiasi vostro dispositivo. Quando andate su Spreaker.com, ripeto, è tutto gratuito, l'app è tutta gratuita, c'è la sezione dei podcast e all'interno troverete la puntata dedicata esplicitamente al maestro Pino Daniele. Lì potete ascoltare tutti i brani dell'artista Pino Daniele, lo potete ascoltare in qualsiasi momento della vostra giornata. Adesso andiamo ad accontentare la richiesta dell'amico Tony Iannuzzo nel brano Napoli. Napoli è mille colori, Napoli è mille paure, Napoli è voce e creatura che sai chiano chiano e tu sai che non sei sola. Napoli è un solo mare, Napoli è adori mare, Napoli è una carta sporca e nessuna se ne importa e ognuno aspetta sciorta. Napoli è una camminata, rende viga mia salata. Napoli è tutto un sogno e a sabato tutto mondo, ma non sa la verità. Napoli è mille colori, Napoli è un solo mare, Napoli è adoro mare, Napoli è una carta sporca e nessuno sa di porta, Napoli è una camminata, Napoli è tutto un sogno e a sabato tutto mondo, Napoli è mille colori, Napoli è mille paure.
E dalla mitica voce del maestro Pino Daniele, tramite il messaggio dell'amico Tony Iannuzzo, abbiamo ascoltato il brano Napoli. Eccoci qua, siamo ritornati in diretta sempre qui su Radio Napoli Centrale, in compagnia di Salvatore Albino e il prof Gaetano Donatellis. Il prof, prima di andare ad ascoltare il prossimo brano in programma, ci ha raggiunti in diretta Giuseppina Esposito. Un abbraccio a Salvatore e a Gaetano Donatellis. Benvenuta Giuseppina. Ciao Pinuccia, un abbraccio a te, Lucia, e ai bimbi. Un abbraccio, non so se adesso ci sta ascoltando da Tenerife o ci sta ascoltando dalla Calabria. Aspettiamo. No, è ancora in Spagna, ancora a Tenerife. Beata lei, beata lei. Giuseppina, fammi capire un po' se mi posso aggregare anche io lì a Tenerife. Mi trasferisco da solo, vengo anche io. Bellissima, è il sogno nel cassetto, prof, quella di andare a Tenerife. Tu vieni con me a Tenerife? Proprio Tenerife no. Tu con la tua pensione lì a Tenerife puoi fare il sindaco di Tenerife. Io vengo a fare il tuo portaborsa, prof. Mi accaso con te 2 anni. A forza la spesa pure. Non ti serve un portaborse, prof, se andiamo a Tenerife? No, mi sono attrezzato, adesso ho il carrello. Allora prof, ti porto il carrello a Tenerife. Allora, prof, sempre sotto tuo consiglio, tramite la nostra chat privata che abbiamo dal nostro servizio della nostra diretta, hai consigliato di ascoltare Avitabile. Qualche brano in particolare, prof? Uno qualsiasi, perché Enzo è immenso. Esatto. Qualsiasi cosa mi sta bene. Allora, se mi dai via libera, quindi vado ad ascoltare uno dei brani che preferisco di più ascoltare dalla voce di Enzo Avitabile. Vi voglio ascoltare il brano Man e Man di Enzo Avitabile con la collaborazione dei Bottari. È arrivata anche la posta di Giuseppina, eccola qua. Hai ragione Salvatore, per la pensione qui è pieno di italiani. Quindi prof, possiamo andare, prof, con la tua pensione tu rimani a casa, prof, tu metti solo a cucinare, poi tutto il resto penso io. Con 2.700 euro al mese. E facciamo proprio, tu puoi fare anche il governatore dell'isola di Tenerife con quella pensione, prof. Ah sì, allora ci farò un pensierino. Ci facciamo un pensierino, prof, devi dire ci facciamo un pensierino, ce ne andiamo insieme, non è che vai da solo, che a Roma è solo tu, ci vuole qualcuno che ti accompagna, altrimenti le giornate come ti passano, capito? No? Allora stai in compagnia. Ma mi sto facendo pure molto anziano, allora quindi... un bastone, chi lo porta? Il bastone lo porto io, prof, va bene? Tu ti appoggi alla mia spalla a destra, con la sinistra porti il bastone e ti appoggi poi piano piano, sai, sotto al braccio con me e camminiamo per le splendide spiagge di Tenerife. Va bene come sogno, prof? Mi posso svegliare? È un sogno che si può realizzare benissimo. Dai, allora scappiamo insieme, prof. Scappiamo a Tenerife. Con pochi soldi ci arrivi, 300-400 del viaggio, solo andata. Solo andata, prof. Che camma fa? Solo andata. Allora andiamo in musica, andiamo nuovamente in musica, andiamo ad ascoltare dalla mitica voce del maestro Enzo Avitabile il brano Man e Man, Enzo Avitabile. Guarda, c'è un'altra finestra. Va bene. Piove. La stella guardo mondo, e dentro mondo si perde, e chi tempesta in notte, mare a diventa, e la confonde panno, e arrugginisce cammino, nero deserto, sabbia dove subi, mano e mano, in questo freddo che fa, o vento che viene, o vento che va, mano e mano. Per sempre, ovviamente mai più. Caro migna sancono, che le migna sancono, lulu balu migna sancono. Caro migna sancono, che le migna sancono, che
dunya sankono dunya be kelendi bekalon kumululela kambulo di nyoma bekalon kumululela akili che kelendi E chi non conosce oscura non può capire la luce, nessuno è savanato, ognuno è solo. La stella guarda il mondo e di mondo si muove e chi è per argento viaggia si ritrova e la compone in ama arrugginisce catena e valigia con spava e paura la ieri. Konko ye mulula, bele ye muluka, kafu kelele no kela. Jankro ye muluka, toro ye muluka, kela maburile no bekela. Alu ye merite ye for kele matuya. In sto fritto che fa, o viende che pen, o viende che va, mano in mano, sotto la luce l'azzurro, o viende per sempre, o viene più. Bekalon kumululela, kambo di nyoma. Bekalon kumululela, akili ke kelendi. Bekalon kumululela, kambo di nyoma. Bekalon kumululela, akili ke kelendi. Dalla mitica voce del maestro Enzo Abitabile, in collaborazione con i Bottali, abbiamo ascoltato il brano Man e Man. Bellissimo brano, bellissimo prof. Allora, prof, andiamo adesso a leggere una notizia che arriva dall'Argentina. Ormai si parla del primo miracolo di Diego Armando Maradona. Andiamo a leggere la notizia. Nei minuti finali della partita è successo qualcosa di incredibile. Mentre il pallone entrava in rete ha cambiato direzione. In Argentina si grida al primo miracolo di Diego Armando Maradona. Andava di scena alla Bombonera, prof, la partita di campionato fra Boca Juniors e River Plate. La partita al 46esimo del secondo tempo, quasi allo scadere della partita. La partita era sull'1-1. Un'azione importante del River Plate, l'attaccante del River, un'azione strepitosa, addirittura salta il portiere con un pallonetto, scavalca il portiere. La palla, mentre stava entrando in rete a portiere battuto e la difesa battuta, si vede proprio dalle immagini come sia stato un soffio di vento, un soffio del Pipe d'Oro. All'improvviso, prof, sulla linea, io ho visto il video, mi ha ribrividito un po' la situazione, perché una cosa è leggere la notizia e una cosa poi vedere dal vivo le immagini che arrivano da Buenos Aires. Il pallone all'improvviso sulla linea di porta, mentre fa il balzo per entrare dentro la porta e decretare poi la fine della partita, che andava vinta in quel caso dal River Plate. Un soffio di un extraterrestre, un soffio di vento, diciamo, come dicono poi tutti gli addetti ai lavori. La palla non entra in rete ma va verso l'uscita del campo e decreta la fine della partita fra Boca e River, risultato finale 1-1. Quindi dall'Argentina si canta al primo miracolo di Diego Armando Maradona. Prof, se poi hai la possibilità di vedere le immagini, veramente
fa rabbrividire come in quel momento il pallone non entra in porta e c'è questo soffio che invece porta via dalla rete il vantaggio e la vittoria del River Plate. Come si dice, prof? Non pensarci e poi vedi queste scene, veramente fa pensare a un qualcosa di paranormale. Allora, prof, ormai siamo in diretta da un anno, prof, era giusto un anno fa che eravamo in diretta per la prima volta qui su Radio Napoli Centrale e commentavamo insieme la nostra novità, quella del lockdown, una cosa mai successa, tutti a casa, solo le attività commerciali, tanta paura, ne abbiamo raccontate tante ormai da un anno delle nostre dirette. Siamo stati in diretta per soli 15 minuti, siamo passati alla mezz'ora, poi siamo cresciuti ai 45 minuti. Nell'arco dell'anno adesso stiamo in diretta qui su Radio Napoli Centrale in maniera illimitata grazie agli aiuti degli sponsor che ho già ricordato ad apertura trasmissione, un po' anche alla tanta interazione della gente che ci segue nei nostri appuntamenti. Abbiamo abbandonato un po' da tempo, da quando c'è stato lo stop dei campionati regionali per quanto riguarda il mondo del calcio, del nostro talk sportivo di Non ci rompete il calcio, appuntamento del sabato che avevamo in diretta un po' vari amici e vari ospiti che gestivano le squadre dalla Serie D alla terza categoria, progetto ai noi accantonato solo per quest'anno, con la speranza e con l'auspicio che l'anno prossimo possa ritornare tutto alla normalità e anche con la riapertura degli stadi, che possiamo raccontare in maniera live dagli stadi le partite di categoria inferiore a quella della Serie A e del nostro amato Napoli. Prof, quando ne abbiamo raccontato ormai da un anno a questa parte, ma cosa è cambiato da un anno a questa parte, prof? Quasi niente. C'è solo questa novità del vaccino che poi sta facendo un po' discutere in queste ore, sospensione di un'azienda, persone che sono morte per causa dei vaccini. Prof, ti sei fatto tu un pensiero personale? Non so dirti, Salvatore. No, un tuo pensiero personale, tutto qui, tanto che ci stanno seguendo solo 400-500 persone, è solo un pensiero tuo personale, un ragionamento a voce alta che facciamo insieme qui in diretta. Io non vorrei incolpare il vaccino direttamente. Secondo me prima di vaccinarsi bisognerebbe vedere bene la storia clinica di ogni persona che si va a vaccinare. Esatto. Io con un semplice antibiotico sono stato male 3 giorni. Orticaria, disturbi intestinali, non ti dico. Anche questo ci sta, prof. Allora, ritorniamo in musica, prof. Andiamo adesso con una voce al femminile della... Scusami. Dimmi, prof. Ho trovato il video del miracolo, come dicevi tu, di Maradona. Sì. Lo possiamo far vedere? Sì, se puoi, sì. Anzi, io lo metto anche a schermo grande. Se puoi condividere, a me mi fa piacere, prof. Anzi. Vabbè. Dimmi, vabbè, io lo vedo dallo schermo quando poi condividi il tuo schermo. Un attimo solo. Piano. Il prof in diretta ci sta facendo vedere il video del primo miracolo di Diego Armando Maradona a Buenos Aires. Vediamo se lo riusciamo a vedere in diretta. Tutto live, tutto il bello della diretta si dice, no, prof? Sì. Vediamo quale schermo vado a condividere. Quanti schermi c'hai, prof, davanti a te? 3. Eccolo qua, vediamo. Un attimo solo, prof. Lo mando un attimo indietro perché già lo stavo vedendo. Eccolo qua. Ho tolto l'audio per non fare... Vai, prof. Eccolo qua, questo, guardate il 40, la partita è finita, guardate la palla. Vabbè, mo si avvicina all'immagine. Una cosa, mani nei capelli sul campo. Eccolo qua, questa è una delle visuali. Mo arriva anche un'altra immagine che si vede più da vicino, prof. Eccola qua, guardate questa immagine, prof. Portiere battuto,
palla che entra all'improvviso, eccola qua, questa è quell'immagine poi va bella. La palla è gol, questo è gol, prof. All'improvviso soffia di vento, la palla va fuori. Mani nei capelli. Una cosa assurda, prof. Io l'ho vista qualche tempo fa questa immagine. Veramente, mamma mia. Brividi. Eccoci qua, prof. Siamo più belli noi da vicino. Eccoci qua. Ecco, dove sei, prof? Ti ho perso. Eccoti qua. E anche questo video in diretta l'abbiamo visto. Adesso, come stavo dicendo, ritorniamo in musica. Andiamo ad ascoltare una voce femminile della nostra musica partenopea, la musica napoletana, musica neomelodica, dalla mitica voce di Ida Rendano. Andiamo ad ascoltare il brano Quanto t'amo di Ida Rendano. Ti da sti braccia strette a me. Non mi mancasse niente, fosse tutto ok, ma l'ho già solamente immaginato. Che fosse una sera a dormisse qua, ma sei sposato e non te posso avere. No, non te posso avere. Che fosse una sera a dormisse qua, non mi venisse a smanire ti chiamare. Da sola non mi posso mai fare, sto piatto così grosso che managgia fa. Che fosse una sera da dormisse qua, io manco sto pigiama, non mi mettessi più. Ma quante fortuna, non lo voglio sapere, e vivo da paura, da tu non chiamare. Faccio ma
adesso niente fosse tutto ok. Ti amo, ti amo. Ti amo, ti amo, ti amo, sono le ultime frasi del brano dell'artista Ida Rendano per quanto riguarda il brano Quanto t'amo. Prof, un'ora e mezza di trasmissione è volata via, sono le 20:19 primi, volata questo bello pomeriggio in musica qui su Radio Napoli Centrale. Tanti sono gli amici che hanno interagito con noi in questa diretta, in questo nostro pomeriggio in musica. Prof, domani sera non potrò essere presente per questioni lavorative, però venerdì sarò dei vostri. Venerdì sera anticipo che posso essere in diretta con voi. Prof, mi raccomando, hai qualche idea per la tua scaletta per il programma di domani sera, prof? Così incominciamo ad invitare gli amici ad ascoltarti in diretta qui su Radio Napoli Centrale. Per domani sera? Per domani sera, sì, vista la mia assenza sei da solo, prof, però sto vedendo gli ottimi risultati. Non posso pubblicare per alcuni giorni io. Ah, ok, a posto. Allora... Mi hanno avvisato... Ti hanno avvisato? Mi hanno avvisato. Ti hanno avvisato, punto. Allora vi diamo l'appuntamento per la nostra live, per le nostre dirette qui su Radio Napoli Centrale. Appuntamento a venerdì ore 18 start con il nostro pomeriggio in musica targato Radio Napoli Centrale. Facciamo un pomeriggio in musica, diciamo, vari artisti, vari brani, vari generi di musica a vostra completa disposizione. Poi in base alle dediche, ai saluti, ai brani che volete ascoltare, pian piano andiamo avanti con la nostra diretta. Prof, io mentre cerco l'ultimo brano da far ascoltare qui in diretta in quest'oggi su Radio Napoli Centrale, ti lascio come sempre i minuti finali della nostra live, delle nostre trasmissioni qui su Radio Napoli Centrale, per ringraziare tutti gli amici dei due gruppi Facebook e WhatsApp. Intanto domani il mio tempo lo dedico al continuo del presepe. Già sta in proiezione natalizia, prof? Sono già a buon punto, vuoi vedere? Vediamo. Il prof già è Natale per il prof. Si sta anticipando. Vediamo se si vede qualcosa. Sì, eccolo là. Stile ottocentesco, prof. Fine 800. Fine 800. Oggi mi sono dedicato a fare questo, aspetta un attimo. Piano, prof. Ti mi sa fare il giubbino oggi, prof. Allora, vediamo se si riesce a vedere come si vede. In base all'allestimento. Vediamo. Siamo molto curiosi, prof. Questo è un armadio? Questo è un armadio. Sulle pottenanze. Capisci che è un armadio? Sulle pottenanze. Questo è il letto con i comodini. Questo è il caramella, già sì. Bello. Con i comodini. L'avete fatto voi? Bravo. L'avete fatto voi? Mettiamo tutto a posto. Metti dai. Ecco qua. L'avete fatto voi? Bravo. Sono stato criticato perché dicono che l'arredamento non è proprio dell'epoca. Perché a quei tempi dove si dormiva, prof? Nel fine 800 non c'erano i letti, scusa. Vabbè, avevi i soldi, avevi letto. Altrimenti si dormiva a terra. No, proprio a terra no. Giacigli di paglia, bassi. Chi aveva qualche soldo aveva due sgabelli con delle tavole, c'era sopra una sorta di materasso fatto con le classiche pampuglie vegetali, lana di pecora. Vabbè, lasciamo stare. Vai prof con i saluti finali, vai prof, vai. Vabbè, saluto tutti gli amici dei miei gruppi di Facebook. Bella, dice Facebook. Saluto e ringrazio i nostri due sponsor, il supermercato La Gran Comana della famiglia Rossolillo. Ringrazio lo chef Renato Guida della Ristro Trattoria Demeter.
e ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito fino adesso e ci hanno prestato attenzione. Buonasera a tutti. Grazie di vero cuore a tutti gli amici dei gruppi gestiti dal prof Gaetano Donatellis. Anche io mi associo ai saluti per quanto riguarda gli sponsor, grazie di vero cuore. Un ringraziamento a tutti, ricordo l'appuntamento a venerdì sera ore 18 start nel nostro pomeriggio in musica qui su Radio Napoli Centrale. Prof, grazie di vero cuore per esserti aggiunto in questa live qui in diretta con noi in compagnia qui su Radio Napoli Centrale. Andiamo ad ascoltare l'ultimo brano in programma in nostra gentile compagnia. Dalla mitica voce di Ciro Rigione vi faccio ascoltare il brano È conoscete a te di Ciro Rigione. Buonasera a tutti, un abbraccio da Salvatore Albino e Gaetano Donatellis. Guagliù, state buon, buonasera, grazie. Arrivederci. Questa vita marate niente, voglio una giù sofferta sulla mente, a scuola poco niente, certamente può imparare, per chi creatura c'è da faticare, finalmente le cose sono cagnate, ma il passato non mi sono scordato. Sono in un quartiere che si chiama Sanità, a due ricchezze pure a povertà. E conoscete a te, ma innamorai perché con tante cose brutte, ma la vita almeno ci stai tu. E conoscete a te, e mo canto perché in te canzone trovo l'occasione e sta vicino a te. La musica ci sta, gioia, amore e libertà, a nessuna cosa al mondo ti può dare. Mentre sto pensando a queste cose, sento un beat eppure c'è sto sole, ma non è lo stesso sole che veniva a me scelare, a casa vecchia, senza sanità. E conoscete a te, ma innamorai perché, con tante cose brutte che mi ha dato la vita, almeno ci stai tu. E conoscete a te, e mo canto per te, perché in te canzone trovo l'occasione e sta vicino a te. Tutta musica ci sta, gioia, amore e libertà, a nessuna cosa al mondo ti può dare. E conoscete a te, ma innamorai perché con tanta cosa brutta che mi ha dato la vita, almeno ci stai tu. E pensiamo sto grazie a Dio che non darà, sembra forza per scrivere e cantare.